I ridotti e i casini erano delle piccole case o soltanto delle stanze dove i veneziani si riunivano per dedicarsi al gioco e al vizio. Tra i ridotti più importanti c'era senz'altro quello di Palazzo Dandolo a San Mosè, talmente famoso da essere chiamato semplicemente il Ridotto. Poteva accedervi chiunque portasse una maschera, la bauta, molto usata a Venezia per poter partecipare a feste e schiamazzi senza rivelare la propria identità. Cliente fisso ne fu il celebre Giacomo Casanova. Al Ridotto si giocava a tutti quei giochi d'azzardo nei quali i frequentatori si accanivano, sperperando intere fortune. La regola generale del Ridotto era quella di giocare nel totale silenzio. Interi patrimoni cambiavano di proprietà, facendo diventare ricchissimo qualche giocatore o riducendone sul lastrico qualche altro silenziosamente. Non di rado venivano scoperti anche dei bari, che prontamente venivano banditi dalla città con dei processi pubblici. E al gioco d'azzardo, di solito, si accompagnavano anche i facili costumi. Al Ridotto, infatti, si poteva liberamente amoreggiare con le più belle cortigiane di Venezia. Negli ultimi anni della Repubblica si contavano in città ben 136 casini. Ce n'erano per tutte le categorie, per soli nobili, per normali cittadini, per i segretari e persino per i cuochi. Tra i giochi più amati dai frequentatori dei casini veneziani si ricordano su tutti quello del lotto reale, che si svolgeva con l'estrazione da un bussolotto di pedine riportanti la stessa numerazione e le stesse figure impresse sulla tavola. La particolarità di questo gioco consisteva nel fatto che si poteva puntare non solo su un determinato numero, ma anche sui pari o sui dispari, sulle file o sulle colonne, quasi come all'odierna roulette.